Bentrovati! Per i ponti del 2024 correlati al 25 aprile e 1 maggio, il turismo in Italia avrà una crescita con un indotto economico dell'8% in più rispetto all'anno 2023. Questo secondo i dati pubblicati da Federturismo. Roma, Venezia e Napoli le destinazioni principali per gli ospiti internazionali, ma anche le localizzazioni di mare, piccoli borghi e località termali avranno un'attrattività significante per i viaggiatori. L'occupazione delle strutture ricettive in località come Roma supererà l'80%. Con il ritorno consolidato di americani, cinesi, francesi e spagnoli. Venezia è la destinazione turistica più richiesta, con oltre il 90% delle camere prenotate. Ma anche Napoli continua ad attrarre molto i viaggiatori. Saranno complessivamente oltre 14 milioni gli italiani in viaggio durante i ponti del 25 aprile e 1 maggio 2024 e per gran parte rimarranno in Italia. Grazie e buon viaggio nel nostro paese italiano.